In questa iniziativa, che vede Vigili del Fuoco qui ad Agrigento per 3 giorni, si parlerà di sicurezza. Anche l'Ordine degli Ingegneri è presente e darà il suo contributo. Sì, come sempre c'è un rapporto ovviamente privilegiato, intimo con i Vigili del Fuoco. Il comandante è un nostro iscritto e siamo stati coinvolti come in ogni loro iniziativa. Con grande entusiasmo abbiamo accettato l'invito. È un momento di ulteriore approfondimento sui temi inerenti alla sicurezza, che è uno dei temi delle emergenze nazionali più attuali. Crediamo che ogni azione di coinvolgimento sia dei vigili che dei professionisti, ma anche del territorio in generale, per prevenire gli incidenti sia sui luoghi di lavoro, grazie anche al protocollo d'intesa che abbiamo stilato con la direzione provinciale dell'INEL, diretta dal dottore Filippo Buscemi, noi non perdiamo mai occasione per ribadire che solo facendo squadra e sinergia tra i principali stakeholders, i principali organi istituzionali che si occupano di questi temi, si possono ottenere risultati pratici nell'interesse dei lavoratori e della collettività. L'INAIL presente a questa iniziativa dove si parla di sicurezza in questa manifestazione che vede i Vigili del Fuoco protagonisti ad Agrigento. Sicuramente quando si parla di sicurezza l'INAIL interessa essere presente per in qualche modo confermare l'esigenza di una crescita della cultura della sicurezza nel nostro territorio. Mi fa piacere che ci sono tanti enti coinvolti in questa iniziativa, che ci saranno anche dei giovani che ci possono ascoltare, e parleremo di sicurezza in tutti gli ambienti di vita e ambienti di lavoro.